Non si può parlare perché sono dolore troppo, non si può parlare. Il dolore è troppo, è male la mia testa. Non si dà pace lo zio di Cheikh Tidiane Bance, il diciottenne trovato morto sulla Pontebana a Nervesa della Battaglia domenica mattina all'alba. Con una mano l'uomo si colpisce la testa e scandisce più volte la parola dolore. Non ci sono altre parole del resto per commentare la tragica fine di un ragazzo nato e cresciuto a Ponzano, poi trasferitosi in Francia con la madre e di nuovo in Italia nella Marca da pochi giorni, come racconta anche Eric, che con lui condivideva l'appartamento in questo condominio di Viale Tre Venezie a Treviso. Lui è arrivato in vacanza una settimana fa, credo. Dalla Francia. Della Francia qua. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Lui non parla troppo, è qualcuno di tranquillo. Non era uno che parlava tanto. No, 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 no. Anche i condomini avevano notato da qualche giorno quel giovane alto, magro e silenzioso andare su e giù per le scale. Persone educatissime, i va e vieni, anche ti senti, però non posso dire niente. Questo giovane lei lo aveva intravisto nei giorni? La settimana scorsa ho visto che appunto portava su le immondizie, che mi guardava e mi ho visto che gli era, sì, giovane. Se in Viale Tre Venezie ci sono dolore e sconcerto, sulla Pontebana tra Spresiano e Nervesa le telecamere sono setacciate dai carabinieri. In mattinata i militari sono stati al distributore Tamoil, a pochi passi dal luogo dove è stato ritrovato Cheikh Tidiane. Qui hanno acquisito le immagini. La pista principale prevalente resta quella di un investimento di un possibile pirata della strada che poi si è dato alla macchia. In corso ci sarebbe una cernita degli automobilisti passati pochi minuti prima il ritrovamento del giovane alle 5:30 del mattino. Insomma, il cerchio si stringe almeno temporalmente. Qualcuno pare sia già stato contattato, anche se non vi sarebbe nessun sospetto specifico. A questo punto diventa determinante l'esito dell'autopsia disposta dalla procura per mercoledì. Non solo si deve capire l'origine della vistosa ferita al capo, se compatibile con l'urto contro un'auto, ma anche se il diciottenne fosse alterato da qualche sostanza. A mettere a disposizione le sue telecamere Giannino Venerandi, titolare dell'Odissea, dove il giovane avrebbe trascorso buona parte della sua serata. Se ci verrà fatta la richiesta di acquisire le immagini della serata, lo faremo come l'abbiamo sempre fatto. Cheikh si è allontanato da solo perché ha imboccato una direzione opposta rispetto a quella di casa, perde consistenza, ma non si può escludere neanche l'ipotesi più cruenta, ovvero quella di un'aggressione o di una serata di divertimento finita nel peggiore dei modi. Senz'altro una vicenda molto triste che però penso non riguardi fatti legati al locale, perché sabato è stata veramente una serata tranquillissima. In particolare potrebbero rivelarsi utili gli occhi elettronici puntati sull'ampio parcheggio della discoteca, su quella Pontebana ancora avvolta nel mistero.